Presidente, andiamo subito alle domande. Che rapporto c'è tra la GZIP e le istituzioni? Diciamo, cioè, il concetto è: vi sentite, intanto per cominciare, ascoltati, sia sul tema della GZIP in generale, sia sul tema della burocrazia, so che è un po' più distante perché si parla di governo, anche delle tasse, e parallelamente le chiedo in che stato sono le aziende del Padovano e del territorio dopo il Covid in generale, perché lei comunque è a contatto con imprenditori della zona padovana, ma anche del Veneto. Ricordiamoci che il Veneto è una delle locomotive trainanti della nostra società. Senza l'80% di economia che è al nord non si va avanti. Cioè, questo è il concetto che va ricordato e non va drenato in questo modo il tessuto. Ci faccia capire un po' cosa ne pensa e la sua sensibilità. Sì, bene, innanzitutto vorrei precisare appunto che la zona industriale di Padova è circa 11 milioni di metri quadrati, ci sono circa 1500 aziende e ci sono circa 60-70 mila addetti. Mi scuso quando dico circa perché siamo in attesa di Del ultimare il censimento? censimento che è fondamentale, che da anni noi cerchiamo di realizzare con la collaborazione delle amministrazioni locali, perché è alla base di qualsiasi scelta economica, anche territoriale e anche urbanistica, perché bisogna sapere chi c'è e che cosa fa e che necessità ha chi viene qui. Quindi la zona industriale di Padova, come dicevo, è enorme, grandissima e ha delle eccellenze tipo l'interporto merci container qui di Padova è uno dei più grandi d'Europa, è enorme e quindi ha anche per sé delle necessità e poi tutte le imprese che operano qui hanno delle singolari necessità che devono in qualche maniera essere conosciute e essere in qualche maniera risolte dall'amministrazione, perché la zona Certo. industriale di Padova ora non c'è più la ZIP, il consorzio che in qualche modo gestiva fino al 2020, gestiva un po' i rapporti tra la pubblica amministrazione, intendendosi comune, provincia e Camera di Commercio, che sono i tre enti che sono diciamo proprietari della zona industriale, i quali avevano demandato fin dal 1959-60 al consorzio la gestione, l'urbanizzazione e l'assegnazione delle aree ai vari imprenditori, locali prima e anche stranieri. E questo in qualche maniera è venuto a cadere, cioè dal dicembre 2019 il consorzio zona nostra ha chiuso per questioni economiche, beh, insomma è noto, è stato pubblicato sui giornali e adesso è in liquidazione. Ora noi invece che come associazione esistiamo, come diceva giustamente lei, dal 1966 siamo presenti, siamo ancora presenti, tra l'altro noi non abbiamo scopo di lucro, siamo un'associazione che opera nell'interesse esclusivo degli imprenditori e dei lavoratori della zona industriale, facendo da collegamento, ancor più oggi in assenza del consorzio, tra le esigenze dell'imprenditoria e i rapporti con l'amministrazione, che parlavamo Certo, prima di burocrazia, in questo periodo sono quanto mai difficili e complicati. E quindi noi ci facciamo da tramite e cerchiamo anche di avere in qualche maniera una ufficiale riconoscenza e riconoscimento da parte dell'amministrazione di questo nostro ruolo che ci siamo in qualche maniera proposti di realizzare sostituendo la ZIP e creare quindi questo collegamento indispensabile perché ogni impresa ha delle sue esigenze. Non parliamo poi dei vari problemi sulla viabilità, sui parcheggi e altre cose che magari, se vuole, posso precisare meglio. sì, Andando. tocchiamo anche questi argomenti, sì, certamente. Ma come percepisce il tessuto poi economico delle aziende attuali? C'è una ripresa, c'è uno stato di salute migliore, hanno chiuso tante aziende, sono arrivati i soldi, sono state ascoltate le loro istanze a livello governativo, regionale, cittadino, perché il Covid ha tirato, cioè è stato peggio di una guerra a livello economico. È stata una guerra mondiale, perché appunto questa è una guerra mondiale. Sì.
Ma diciamo che qui nel Veneto c'è sicuramente una sensazione di ripresa, c'è una ripresa abbastanza buona, che però è in qualche maniera vista a seconda delle categorie, cioè ci sono delle categorie ovviamente che ne hanno risentito tantissimo e altre un po' meno, e altre addirittura hanno avuto dei vantaggi anche attraverso È questo vero, Covid. è vero. Però in generale, secondo me, la situazione è buona per quanto riguarda l'attuale situazione delle imprese padovane, escluso determinati settori, insomma, che Certo. conosciamo, l'alberghiero, le ristorazioni Turistico, il turistico, sì, 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 e tutto ciò che è divertimento, sì. legato a questo, perché qui abbiamo Sì, per esempio delle grandi aziende che hanno dei depositi e distribuzione di generi alimentari, di bevande, eccetera, che hanno dovuto licenziare 20-30 dipendenti su 50 perché con la chiusura dei ristoranti, con le limitazioni del certo. turismo, con il sorso dell'albergo, vedi Mm. Abano, insomma, sono 200 alberghi che Tutto sono chiusi. l'indotto, Tutto sì. l'indotto ha creato una crisi in questo settore, mentre in altri invece, insomma, la situazione direi che è positiva, basta sentire i dati dell'aumento del PIL del 6% in questo periodo, è una cosa eccezionale, non prevista, ma noi in particolare veneti, ma anche italiani, siamo persone che se c'è bisogno di lavorare sappiamo lavorare. E E bene. la percentuale di aumento è rispetto a, diciamo, è viene calcolata su dall'anno scorso, quando c'è stato il boom, la buca totale, cioè la difficoltà totale, o è calcolato sul pre-Covid, quindi c'è una crescita rispetto anche a prima del Covid. No, io parlo anche del pre-Covid. No? Noi stiamo arrivando allo stesso livello in cui eravamo nel pre-Covid, Quindi cioè stiamo arrivando là, perfetto, stiamo 2019, arrivando là, e perfetto, siamo perfetto. in piena ripresa e Certo, grazie anche al recovery plan e quello che il certo, governo certo, attuale si presta a fare anche certo. in aiuto a quello che è l'economia, che secondo me sta facendo molto bene, credo che questo ancora aumenterà. È ovvio che tutto ciò si deve confrontare con quello che sarà e dovrebbe essere la fine di questa pandemia, di questa drammatica situazione che ha messo in Drammatica, sì, sì. ginocchio non certo l'Italia, ma il pianeta intero. Tutti Eh noi sì, è vero. mi pare che ne stiamo uscendo meglio di molti altri paesi Bene, europei, dai. Speriamo, sicuramente. speriamo, confidiamo.